comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Un saluto a tutti voi, le autorità, i civili, i militari, le associazioni, soprattutto i carissimi alpini, tutti voi fedeli che volete iniziare il tempo di avvento. Maranatha, avete sentito questa parola antichissima, si trova nei codici antichi. Maranatha vuol dire Signore vieni. Come faremo senza di te? E la Chiesa canta. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei frutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà cadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affari della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore. I bambini sapete chi sono loro? Gli alpini. Perché portano il cappello? Per ripararsi dalla pioggia? Volevo presentarvi perché forse non tutti sanno che quando c'è stata la paura dell'ultimo terremoto la gente era tutta spaventata, non tanti chilometri da là, poteva essere qui. La paura prende, e allora le case tremavano, a finale di via chi c'era? Eccoli qua, pronti ad andare dove c'è la paura, per fare quello che diceva la lettura oggi. Avete sentito Gesù? Gesù dice, quando vi vengono delle paure, voi alzate il capo. Che bello! Alzare il capo. Lo dico perché conosco tante persone che da un po' di tempo, quando li incontro, non riusciamo neanche a dirci buongiorno, perché loro hanno gli occhi piantati nella terra e hanno tanti problemi. Dio da Dio non ci dà un segno vero, ci darà una creata la stessa istanza fatale, per mettere che tutte le cose sono state create, per cui uomini e per la nostra salvezza. Il nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Al suo primo avvento, nell'umiltà della nostra natura umana, Egli portò a compimento la sul tronco di esse, domani germoglierà. A vessillo si eleverà e di quel giorno di nuovo
Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andiamo in pace.